28ª giornata del campionato di promozione. In palio punti fondamentali per entrambe le squadre, l'Aragona per ottenere la salvezza diretta in promozione, il Gemini per provare a vincere il campionato e approdare in eccellenza. È un cross in aria il suo, attenzione, Volpini allontana, poi il numero 10 Giuffrida fallisce un gol clamoroso. Tabasso, il capitano, la palla in aria, attenzione Zerbo, rete, un Eurogol di Zerbo, vantaggio Gemini ed è un vantaggio meritato perché finora soltanto il Gemini ha fatto la partita. 15° del primo tempo, 27° del primo tempo, l'Aragona è sotto di un gol, punizione per i padroni di casa, fischia Marco Riggio, parte Di Salvo, la sua palombella, attenzione, butta cavoli, c'è Zerbo, protegge il pallone, ancora Zerbo, giù, brutto fallo del numero 10 Giaconia, giallo per il centrocampista. Punizione battuta a sorpresa, attenzione Riccobono, cross basso sul secondo palo, Giuffrida, rete, 2-0 Gemini. Il raddoppio del San Giovanni Gemini, punizione battuta a sorpresa, Marco Riggio ha fischiato la ripresa del gioco, l'Aragona si è fermata, è rimasta imbambolata ed il Gemini ha raddoppiato, 2-0 per la formazione ospite al 34° minuto del primo tempo. Ecco Sorce, brutto fallo di Curella, attenzione perché potrebbe scattare il rosso, espulso Curella per un brutto fallo ai danni di Giovanni Sorce. San Giovanni Gemini in 10 uomini. Di Salvo, bene per Ruvio che entra in aria, giù, calcio di rigore per l'Aragona. 9° della ripresa, rigore Aragona, fischia Marco Riggio, parte Di Salvo, la conclusione, rete, l'Aragona riapre la partita contro il San Giovanni Gemini, 1-2. Fischia Riggio, parte Di Salvo sul secondo palo, è un cross invitante, la palla è lì di testa, salva, butta cavoli il San Giovanni Gemini. Pellitteri per il San Giovanni Gemini, pallone per Zerbo, arriva Petruzzella, Zerbo, la palla è lì, Zerbo, tiro, Tilaro, salva l'Aragona e la mantiene ancora in vita. Zerbo, non c'è fuorigioco, Zerbo fallisce un gol pazzesco da solo dinanzi a Tilaro, palla sul fondo al 38° minuto. Adesso Tabasso marca scoperto, la punizione traversa, poi Tapin, la palla è ancora lì, incredibile, si salva il Gemini, doppia traversa in casa Aragona. Fischia Marco Riggio, 41° della ripresa, parte Di Salvo, il tiro in porta, rete, un Eurogol di Salvo ed è 2-2 tra Aragona e San Giovanni Gemini. Parte Curella, un cross basso, attenzione, lisciano i giocatori, poi scoperto, la conclusione, rete, pazzesco al Comunale di Aragona, ha segnato scoperto, 3-2, gestaccio di Tilaro ai tifosi del San Giovanni Gemini e questo non si fa. 3-2 per la squadra bianco-azzurra con il gol di scoperto. E finisce qui la partita, vince clamorosamente l'Aragona in rimonta 3-2 contro il Gemini. Gemini che ha chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 con i gol di Zerbo e Giuffrida. Nella ripresa con l'Aragona in superiorità numerica hanno segnato per i bianco-azzurri 2 volte Di Salvo, il primo gol sul rigore e poi al 92° scoperto.